Il Cagliari non riesce a compensare le differenze tecniche con la Lazio e perde 2-1 anche in casa dopo aver perso con la Roma e con il Napoli. Una sconfitta, quella di oggi, meritata sul fronte del gioco, perché con l'aggressività e la corsa la squadra di Maran non è riuscita a mettere in difficoltà la squadra laziale. Solo con una falsa partenza, una partenza che ha dato la sensazione che la squadra rossoblù potesse essere all'altezza di ribattere colpo su colpo, ma poi col passare dei minuti il dominio della squadra di Inzaghi è diventato evidente. Più di un'occasione prima di segnare con Luis Alberto, con scarse occasioni invece del Cagliari di proporsi in modo particolare in attacco, con poche preoccupazioni per la retroguardia. Solamente qualche tiro improvviso, qualche azione improvvisa sia nel primo che nel secondo tempo. Il gol di Luis Alberto nel primo e poi il raddoppio di Correa in avvio di secondo ha messo al sicuro la squadra di Inzaghi, che ha giocato praticamente sul velluto. Il Cagliari ha tentato le sue mosse per riaprire il match, ma non ha trovato le soluzioni migliori. Ha avuto qualche occasione, una di Barella con un tiro da fuori ribattuto da Proto, sulla ribattuta nessuno in grado di poter fare il tap-in, un'altra occasione con De Iola che è riuscito a stoppare dentro l'area e poi andare al pallonetto, ma con Proto che con la mano è riuscito a mandare in calcio d'angolo evitando il gol del 2-1. Un gol del 2-1 evitato in un momento in cui il Cagliari poteva poi attaccare a testa bassa, come ha fatto dopo il gol di Pavoletti, che è la nota lieta di questa partita, non solo perché il Cagliari rende a Pavoletti quelle che sono gioie personali e che in precedenza sono stati gol a favore della squadra, quindi gol di Pavoletti che si avvicina ulteriormente al suo record che ha eguagliato con il gol di oggi. E poi il ritorno di Castro che è tornato in campo dopo tanto infortunio, dopo un lungo infortunio, celebrato dai tifosi del Cagliari, e lui ha ricambiato con l'assist per Pavoletti, una vera pennellata sulla testa del giocatore che ha avuto praticamente solo questa di occasione per riuscire a segnare. Insomma, alla fine rimane quello che si era già visto nelle partite precedenti: le motivazioni fanno la differenza e il Cagliari le motivazioni per poter essere all'altezza della Lazio quest'oggi non le ha avute. È riuscita solamente nel finale, con una punta d'orgoglio, a inseguire per 4 minuti e mezzo il sogno di un aggancio, ma nei contenuti della partita la Lazio ha meritato di vincere e quindi il risultato è assolutamente giusto.